l'onorevole Corrado Callegari, presidente Prima il Veneto. Buonasera, ciao. È chiaro, Callegari? Ecco, volevo sentire te. Volevo intervenire un attimo perché comunque è molto, diciamo molto toccante questa cosa che ha detto questo Davide da È la Padova. verità giornaliera questa. Molti medici, ahimè, non ricevono. Questo è un problema a parte. Io stasera sto sentendo un po' quello che è il luogo comune di questi ormai 2 anni che stanno passando di Covid, dove sembra che tutti quanti abbiano il verbo in mano. Io ritengo che un problema sanitario deve essere affrontato dai sanitari, non dai politici, perché i politici possono magari dire la loro opinione, ma non possono affrontare. Ecco. Allora io ritengo che stasera lui non lo conosco, ma forse il più titolato a parlare di Covid e di malattie possa essere il signore qua presente. C'è un problema, è anche un politico. È anche un politico e quello che è l'errore che sta anche nel governo è di cavalcare politicamente questa cosa qua, cioè è un problema che è sanitario, deve rimanere trattato a livello sanitario. Io per esempio sono un ragioniere, lavoro in banca, non posso sapere dei vaccini e cose, ho sempre avuto in cuor mio fiducia nella medicina, perché quando ho avuto qualche problema, ginocchia, reni, robe genere, sono andato dai medici, non mi sono mai posto il problema, ma mi mettono a posto male, bene o cose del genere, per carità, dopo c'è anche la mala sanità che ti tratta male. E quindi io ho fiducia su quello che ci vengono a dire. È ovvio che questo del Covid è un qualcosa che è piombato in una maniera a livello mondiale e ritengo che gli scienziati che stanno tarando i vaccini, ovviamente neanche loro conoscano bene com'è la situazione, stanno cercando di fare. Ricordo che anche nei vaccini in passato abbiamo fatto più richiami. Io ho ancora il tesserino di quando ero piccolo, ho fatto 4 richiami per la poliomielite. Bravo. Cioè, quindi non mi sembra una cosa strana di dover fare 3 dosi, 4 dosi, 5 dosi, cioè non è una cosa. È adesso che c'è questa contestazione sui vaccini che parte da una decina d'anni fa, quando hanno cominciato a mettere in dubbio i vaccini ai bambini, e da lì dopo è venuto fuori tramite allora, se poi sentiamo i ricoveri in terapia intensiva. Voglio ricordare che nel nostro paese ma ogni anno prima del Covid-19 morivano di influenza mediamente dalle 35.000 alle 50.000 persone di influenza. Da quando è arrivato il Covid nessuno più muore di influenza, tutti muoiono per Covid. Che strana sta cosa. Sentiamo Callegari, prego. Ma no, ma cioè no, è una cosa. Io non sono venuto qui per assistere a un comizio di Berlato. Tu sei convinto di tutte le tue idee su questa cosa qua. Io preferirei che i politici non parlassero di sanità. Ti vuoi parlare? Vabbè, quindi siamo per il governo dei tecnici? Non è che sono i tecnici, se io devo andarmi a curare vado da un medico, non vado da Berlato, tanto perché io non parlo di ma io non faccio come caricare detto siccome che a decidere non sono i medici ma sono i politici, ma non è vero, bisogna mettere nelle condizioni, perché il provvedimento approvato dal governo, non ai politici il provvedimento approvato in questa settimana dal governo hai detto un sacco che obbliga i vaccinati a farsi il tampone, questo provvedimento lo ha adottato la politica, non lo ha adottato Burioni. Sentiamo la trasmissione va avanti, però sentiamo Callegari che... Sì, allora, al di là del Covid, che non è solo l'unico argomento che c'è in questo momento nel nostro territorio, siamo sotto Natale, volevo lanciare 2 appelli alle persone che ci stanno ascoltando. Allora, da settembre c'è in carcere un certo Onichini Walter, che è il macellaio che ha sparato a un ladro. E ha preso 5 anni di galera, in questo momento qua lui è in galera. Il ladro attualmente è latitante e ovviamente tutelato da... Vabbè, comunque guardi Callegari, a me, cioè io francamente non voglio entrare non nel è che voglio merito, entrare, è che voglio invitare... cioè, Allora, siccome io sono stato qua tutta la sera ad sì, ascoltarmi capito, un'ora stiamo parlando di un argomenti comizio generali di Berlato, allora io voglio lanciare un appello alla gente che mandino delle lettere in carcere a questo signore qua, che gli toccherà passare il Natale in carcere, invece che... Ha qualche altro argomento oltre a questo? Altro argomento, sì, i lavoratori della Speed Line di Santa Maria di Sala che rischiano il posto di lavoro, sono 600 lavoratori, tutto il Veneto ha manifestato a loro favore, loro passeranno il Natale nelle tende davanti alla fabbrica, e io invito tutta la gente
ad andarli a trovare e a portare la loro solidarietà, perché questo è per me un problema Benissimo. No, veramente... devo dire, per riguardo a quel proclama, non è il momento opportuno, non c'è contraddittorio, io non faccio il giudice, non entro Sì, nel ma io non merito. posso stare qua a ascoltare un'ora di gente che fuori- parla di sanità e non scusi, sa un tubo Calegari, di sanità, è hai fuori capito? luogo. Cioè, Piuttosto un attimo. chiedo ad Agirmo